Ehi, mille scarponi, non avrei mica sporcato l'acqua. Lo sai che dovresti toglierti le scarpe prima di entrare nelle pozzanghere? Mi chiamo Carlo e non ci penso minimamente a levarmi 1000 scarpe per bere un po' d'acqua. Piuttosto, tu chi sei? Non ho mai visto un uccellino dal becco così lungo. Sono un picchio muraiolo, il mio nome è Pietro, ma se vuoi puoi chiamarmi Aquila, il soprannome che mi hanno dato i miei amici. Wow, Aquila? E perché ti chiamano così? Perché volo intorno alle montagne più alte e caccio insetti nella fessura delle rocce. Ma tu non potrai mai vedermi all'opera, dato che non ce la fai a salire lassù. In realtà sono venuto in vacanza in questo villaggio proprio perché voglio raggiungere almeno una vetta. Ho deciso di salire su quella cima. La conosci? Se la conosco, ci salgo tutte le mattine. La montagna si chiama Civetta.